Buonasera a tutti da Friuli Future Forum in Da Good. Apriamo una conversazione su un tema molto affascinante che è l'ibridazione del cibo, sia le influenze che i cibi hanno e stanno avendo sulla nostra cucina. È un tema che interessa i cuochi, ma non solo i cuochi ovviamente, perché è trasversale. Con noi qui abbiamo alla mia destra un ristoratore di grande impegno e di importanza che è Piero Zanini della Taverna, alla mia sinistra un architetto che è presidente poi anche di Vicino Lontano, e l'architetto Alessandro Verona che si interessa molto di questi argomenti. Allora, prima di passare a chi fa la pratica, parliamo di chi fa la teoria. Allora, architetto Alessandro Verona, ne abbiamo parlato diverse volte di questo aspetto che è abbastanza coinvolgente, no? Soprattutto è attuale in una regione che è vissuta, che è nata dal punto di vista storico, culturale, architettonico, ma anche gastronomico di ibridazioni, diciamo di mescolanza o di melting pot, come si potrebbe dire. Certo, se guardiamo una semplice carta geografica ci accorgiamo che l'Europa, in particolar modo l'Italia, si trova al centro, alla confluenza delle due grandi culture del nostro. Poi gli facciamo inquadrare, lui alla fine della trasmissione, la carta geografica è importante, questo tuo flash. Sì, in quanto è evidente che l'incontro tra Occidente e Oriente avviene proprio nel bacino del Mediterraneo. Ho portato tra l'altro una pianta della meschita di Cordoba, nella quale a un certo punto, 500 anni dopo che essa fu costruita, cioè nel 1200, i cristiani costruirono all'interno di questa grandissima moschea di 25.000 metri quadri una cattedrale cristiana, che significa un'ibridazione vera e propria dal punto di vista architettonico, ma soprattutto l'aspetto importante è certamente quello simbolico dell'incrocio, dell'ibridazione delle due culture. Da qua possiamo anche poi partire in una visione che fa riferimento per esempio anche a Cristoforo Colombo, che andando a cercare le Indie incontra l'America, andava a cercare le Indie proprio per andare alla ricerca di quelle spezie che già i Fenici importavano dall'India, vendendole e creandosi un mercato con gli Egizi, i Greci e i Romani. Che poi avrebbero fatto arricchire Venezia, no? Tra l'altro. Certamente, perché poi nel Rinascimento, che è praticamente l'altro ieri, cioè 500 anni fa, i turchi si costruiscono un fondaco che è il loro emporio, nel quale le spezie così apprezzate inizialmente per coprire gli aromi dei cibi anche andati a male, ma sostanzialmente la cultura romana ce lo insegna, erano utilizzate come sia eccitanti perché non avevano il caffè e il tè, ma anche come status symbol, perché ovviamente essendo molto costose la ricchezza veniva così rappresentata dando in dono alla fine dei pasti queste spezie. Piero, in cucina invece anche lì stiamo vivendo, parliamo di cucina di territorio, parliamo di difesa, però il consumatore viaggia, va tutto il mondo e i cuochi e i ragazzi poi sono attratti da queste nuove tendenze, mode o non mode. Cosa fa un ristoratore di qualità che vuole ancorarsi il territorio per, non dico difendersi, ma per filtrare queste sensazioni, queste suggestioni che ci arrivano? Io penso che questo fenomeno sia esistito da sempre, per fortuna. Man mano che la gente si muoveva nel mondo trovava dei prodotti nuovi, li assimilava, li portava a casa. È un fenomeno per me positivo, purché non diventi un fenomeno di moda. Pertanto sì, prendiamo questi nuovi prodotti, li portiamo nella nostra realtà, se possono migliorare la nostra pasta e fagioli ben vengano, ma non dimentichiamoci dei nostri prodotti. Parliamo molto spesso di chilometro zero, è una cosa molto difficile da realizzare, anzi forse impossibile, però possiamo difendere i nostri prodotti in maniera simpatica, dando un occhio a queste nuove realtà e soprattutto non cadere nella moda. Se questo fenomeno diventa una moda diventa negativo anche per la nostra cucina. Alla mia sinistra c'è Josko Sirk, che è titolare della Subida, che per anni è stato definito ristorante della cucina di confine perché lui era al confine di quella che è l'Italia e il Friuli Venezia Giulia con la Slovenia. Per fortuna Josko i confini non ci sono più, però l'ibridazione è rimasta, queste continue mescolanze, passaggi da una parte all'altra anche nella cucina. Come salviamo la cucina del territorio se va salvata attraverso queste influenze? Beh, senza paure di questo tipo, anche perché la cucina sul territorio non ha mai sentito i confini, perché la gente si muoveva, le idee si muovevano e anzi
proprio l'influenza di vicini ha lasciato nella Venezia Giulia, ha lasciato in tutte le zone così confinanti del Friuli un crogiolo di cucina molto interessante. Assolutamente non averne paura, perché la cucina tradizionale del territorio non dobbiamo pensare di mantenerla come un oggetto museale, dobbiamo pensare di mantenerla riadattata, ripresa e riproposta in ragione delle esigenze e in ragione di quello che oggi è gradito a un pubblico, e quindi bisogna elaborarla. È l'occasione di avere più idee, di avere più risorse storiche sulle quali lavorare. È una splendida occasione che le zone di confine hanno più di altre. Direi una splendida occasione anche per noi, perché abbiamo la cucina, direi, nel nostro DNA, e quindi chi sa far da mangiare, chi conosce la cucina, ne può, tra virgolette, approfittare per ottenere e produrre nuovi piatti e nuove sensazioni a tavola.